Questa mattina ho anche incontrato Angelo Tavolo, il consigliere anziano. Per la responsabilità che ricopro in qualità di sindaco ho ritenuto doveroso promuovere un incontro con Angelo Tavolo e il consigliere anziano Pietro Rambuschi con la finalità di fare tutto il possibile per garantire il funzionamento delle istituzioni. Per partire con i giusti presupposti è necessario che vi sia un reciproco riconoscimento rispetto al fatto che al primo turno elettorale le liste del centrodestra, seppure per un numero esiguo di voti, hanno superato il 50%, siamo arrivati, io dico, a 13-14 del controllo delle schede, e l'altro fatto inconfutabile, il riconoscimento che i cittadini hanno scelto al turno di ballottaggio in termini inequivocabili sul sindaco. Ho riferito quindi a Tavolo e al consigliere anziano che non intendo dimettermi e intendo pienamente rispettare e tenere conto dell'attuale composizione consigliare. Ho intenzione quindi, nell'interesse della città, di uniformare la mia azione amministrativa alla situazione che devo affrontare. Quale sarebbe la situazione che devo affrontare? Che c'è una maggioranza in consiglio dell'opposizione di chi ha perso le elezioni e c'è un sindaco eletto dai cittadini che ha delle prerogative. Ritengo doveroso avere con l'attuale maggioranza numerica del Consiglio Comunale un confronto gestionale e una collaborazione continua, il massimo del coinvolgimento possibile sui programmi e attività, sulla comune individuazione di priorità e urgenze. Questo metodo doveroso e rispettoso delle rispettive funzioni potrà essere anche codificato, il tutto nella chiarezza e assoluta non confusione dei ruoli che ognuno di noi oggi è chiamato ad assumere. Voglio anche dire, rispetto a voci che potrebbero circolare, che circolano, noi non compariamo nessuno, noi andiamo avanti per la nostra strada, non facciamo pateracchi, questo è il senso del ragionamento. Rispetto che c'è una maggioranza consigliare e che quindi dobbiamo lavorare assieme.